Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. È stato investito e ucciso Francesco Saputo, di 82 anni, originario della provincia di Palermo. La vittima è stata travolta da un camion mentre attraversava la strada in corso Umberto I a Cinisi. Ancora emergenza all'hotspot di Lampedusa, dove all'alba si contavano oltre 2000 ospiti. Per svuotare la struttura con apposito traghetto, 792 migranti saranno trasferiti a Porto Empedocle. Lutto alla questura di Palermo, si è spento all'età di 68 anni Claudio Montana, storico dirigente generale delle volanti e di pubblica sicurezza. Sui social piogge di messaggi di cordoglio. Concessi gli arresti domiciliari ad Alfonso Tumbarello, il medico di Matteo Messina Denaro, che era stato detenuto in carcere dallo scorso febbraio, con l'accusa di aver avuto un ruolo chiave nella latitanza del boss. Chiudiamo con il meteo, prosegue l'ondata di caldo e record in Sicilia. Per la giornata di domani si aspettano temperature fino a 41 gradi, rispetto a ieri bollino rosso anche su Palermo. Per questa sera è tutto, il prossimo appuntamento domani mattina.